Benvenuti in questo gustoso giovedì su Radio Chef. Amici, c'è aria di festa. Siamo pronti, ci prepariamo per 4 giornate all'insegna del prosciutto di San Daniele, della sua storia e soprattutto di territorio. Da domani 30 giugno e fino al 3 luglio a San Daniele del Friuli, oltre 30 appuntamenti tra masterclass e laboratori, grandi ospiti, stand enogastronomici per gustare al meglio questo favoloso prodotto del Friuli Venezia Giulia, ma anche 8 prosciuttifici aperti, oltre 90 visite guidate per scoprire i segreti che si celano dietro a ogni fetta. Sapete presente quelle fette sottili di prosciutto crudo San Daniele? Sì, è proprio così. E noi a raccontarci di più su questa nuova edizione abbiamo con noi Nicola Sivillotti, responsabile pubbliche relazioni, marketing e comunicazione del consorzio Prosciutto San Daniele. Nicola, è un piacere averti con noi, buongiorno. Buongiorno a tutti, grazie. Allora raccontaci, perché ormai c'è grandissima attesa anche dietro questa edizione che si preannuncia essere veramente un'edizione enorme anche per quanto riguarda grandi ospiti che sono pronti ad arrivare a San Daniele del Friuli. Sì, ormai manca pochissimo, la 37esima edizione di Aria di Festa si sta preparando, concretizzando qua nel centro storico della città di San Daniele del Friuli, dove, come già accennavi tu, ci saranno più di 8 aziende aperte per raccontare la storia e i segreti del prosciutto di San Daniele, con tour guidati, intrattenimenti, attività di ristorazione, ma tante anche opportunità per conoscere il prosciutto, imparare a degustarlo, tagliarlo e a raccontarlo con i laboratori e le masterclass. Ci saranno poi ovviamente tutti gli stand di degustazione nel centro storico, ci saranno i picnic formato San Daniele, la terrazza San Daniele per un aperitivo con vista panoramica e poi importantissimi 6 appuntamenti con ospiti chef del mondo della cultura che ci racconteranno San Daniele secondo un percorso culturale e artistico un po' particolare. Saranno con noi molti ospiti del mondo culinario, della televisione, che ci racconteranno e letteranno gli ospiti appunto su quelle che sono le caratteristiche del San Daniele, ma legate a questo territorio, al Friuli Venezia Giulia, alla città di San Daniele proprio, che è il luogo in cui il prosciutto viene stagionato, lavorato e solo qui si può fare. Assolutamente, anche perché proprio il gusto del nostro prosciutto di San Daniele dipende anche dalla zona proprio dove nasce San Daniele del Friuli. Ma raccontaci un po' anche, dato che abbiamo parlato di segreti, quali sono quelli che si celano quando si entra in un prosciuttificio, dato che tu vivi queste realtà anche molto da vicino, quando si entra, oltre a essere inebriati da questo profumo, come si potrà vivere anche questa edizione di Aria di Festa? Beh, diciamo che Aria di Festa è proprio un'occasione per scoprire i prosciuttifici che aprono le loro porte per raccontare la produzione del San Daniele, che è una produzione particolare di un prodotto DOP, per cui è disciplinata secondo delle regole ben precise, con delle indicazioni chiare che stabiliscono le materie prime, gli ingredienti, che quindi oltre alla costa di suino è solo il sale marino, e cercano di raccontare il processo produttivo anche con il terzo ingrediente, l'ingrediente segreto che fa il San Daniele così come lo conosciamo, che è proprio il territorio di questo luogo, il microclima, perché solo in questo luogo si verifica una condizione microclimatica molto particolare, ovvero le arie fredde, i venti freddi che scendono dalle Alpi Carniche si incontrano proprio a San Daniele con le brezze più calde che salgono dal mare Adriatico, e proprio in questo luogo si incontrano e generano una ventilazione, questa aria che serve proprio per stagionare i prosciutti e che entra negli stabilimenti produttivi, e la visita ai luoghi di produzione è proprio per raccontare questo elemento, come l'aria incide e si inserisce nella produzione e nella stagionatura del San Daniele. Questo è l'elemento importante, questo è l'ingrediente segreto. E i mastri prosciuttai che da generazioni raccolgono questi segreti, i segreti della produzione, e ogni giorno fanno questo lavoro, racconteranno direttamente la loro esperienza e faranno toccare con mano quelle che sono le esperienze degustative del San Daniele proprio nei saloni di stagionatura, quindi è un'occasione imperdibile per scoprire tutto il processo produttivo di San Daniele. Poi ovviamente la visita nel centro storico, dove ci sono oltre 10 stand di degustazione, dove si può assaggiare il prosciutto di San Daniele abbinato a formaggi, frutta, verdura, in versione panini, in versione gourmet, tagliolina San Daniele, ce n'è veramente un menù per tutti i gusti, non può mancare nessun abbinamento, con i vini bianchi del Friuli Venezia Giulia, con le altre produzioni regionali importanti. È una storia bellissima e sono degli abbinamenti anche favolosi, perché anche il nostro prosciutto di San Daniele abbinato a un buon bicchiere di vino sicuramente saprà regalarci le giuste emozioni e farci vivere questa 37esima edizione sicuramente nel modo giusto. E poi Aria di Festa è anche musica, perché so che c'è una bella collaborazione anche che ci parla sempre di territorio. Assolutamente, Aria di Festa ormai è giunta alla 37esima edizione, ha fatto le ultime 2 edizioni in versione ridotta, ovviamente legata ai temi del Covid e della pandemia. Riprendiamo
nel 2023 con un'edizione completa dove ci sarà un ricco palinsesto musicale che è curato proprio dalla chiusura del Festival di Folkes, che arriva qua a San Daniele da domani fino appunto al 3 luglio. Quindi è un programma musicale importante che si affianca a dei talk tematici che sono stati curati con la direzione editoriale del Gusto, quindi del gruppo Gedi, che vedranno salire sul palco importanti ospiti come Gennaro Esposito, Cristiano Tomei, Roberto Balbuzzi, Andrea Mainardi e tanti altri, e si arricchisce così oltre a quello che è il format classico che da 1985 permette ai visitatori di conoscere il prosciutto di San Daniele nelle visite guidate, nei laboratori, nelle masterclass e ovviamente negli stand enogastronomici. Il programma è ampio e completo e vi invito a visionarlo sul sito ariadifesta.it, dove si può conoscere tutto il palinsesto musicale, delle attività, della cultura e di tutte quelle che sono le iniziative generali che si possono fare proprio qui a San Daniele da domani fino al 3 luglio. Hai fatto benissimo a ricordarlo, Nicola. Io ti ringrazio per essere stato con noi e averci fatto pregustare anche questa edizione. Poi noi il prosciutto di San Daniele lo amiamo così, al naturale, insieme ad abbinamenti coi prodotti del Friuli Venezia Giulia, ma proprio gustare una fetta di prosciutto sottile è veramente una goduria per tutti i nostri veramente sensi. Grazie Nicola Sivillotti e buona edizione a tutti di Radio Festa. Vi aspettiamo a San Daniele del Friuli da domani, venerdì 30 giugno fino a lunedì 3 luglio qua per un percorso di degustazione e di affiancamento con il prosciutto di San Daniele. Grazie. Buon lavoro e buon prosciutto di San Daniele a tutti, Nicola. Grazie mille. Ed è stato un piacere fare questo salto con voi ad Aria di Festa. Ringrazio anche Promoturismo FVG per portarci in questi viaggi nel territorio tra eventi, curiosità e soprattutto anche le novità che investono proprio il Friuli Venezia Giulia. Potete scoprire percorsi di gusto anche sul sito turismofvg.it e adesso noi siamo pronti a tuffarci questa volta in una nuova ricetta. Arriva sempre dai nostri ascoltatori. Oggi voglio raccontarvi di una frolla, questa volta diversa, una frolla all'olio, quella che vi proponiamo oggi insieme a Loredana Sapia di Calo Pezzati, che abbiamo conosciuto in una delle ultime edizioni dedicate a olio capitale. Tra gli ingredienti per preparare questa frolla speciale vi serviranno 300 g di farina, 3 uova, 2 tuorli e un uovo intero, 56 g di olio extravergine dolce di Rossano dell'azienda agricola Tabatà, 100 g di zucchero, un cucchiaino di lievito, un limone bio e marmellata a piacere. Dovrete far ghiacciare in uno stampo per ghiaccio. Sono andata a cercare come si diceva perché non sapevo se si intendeva bene. E fate ghiacciare a questo punto l'olio a cubetti. Lavorate la farina con i cubetti di olio ghiacciato fino a farla sabbiare. Unite le uova, lo zucchero, la scorza del limone grattugiata e lavorate velocemente il composto. Tenete in frigorifero per almeno 30 minuti, anche se ci hanno consigliato gli esperti che la frolla andrebbe tenuta in frigorifero almeno per una notte, anche 24 ore è ancora meglio. Mi raccomando, non fate la palla perché poi è più difficile da stendere. È meglio stenderla già un po' più livellata in modo da poi facilitare anche l'utilizzo del mattarello. Utilizzate questa frolla per una crostata oppure anche per dei simpatici biscotti. Per la crostata stendete l'impasto su una teglia da crostata, adagiate la marmellata, cuocete a 180 gradi per circa 30 minuti o comunque fino a cottura della frolla. Lasciate raffreddare e il gioco è fatto, potete servire la vostra crostata. Interessante anche una versione di questa frolla, dato che utilizziamo l'olio extravergine d'oliva, e farla salata, quindi togliere lo zucchero e all'evenienza utilizzare un po' d'acqua. Potete preparare dei super biscotti da fare in forno facilissimi, 180 gradi per circa 10-12 minuti e servirli magari per un simpatico aperitivo abbinato a un buon bicchiere di vino, perché no, durante una serata per aprire proprio il vostro menù. Ma adesso è tempo ancora di novità. Siamo pronti a vivere la Carinzia e il lago Vorterse con Mein Sonntag, la rivista di viaggi e di enogastronomia, insieme a un ospite speciale che ci proporrà un concorso veramente molto interessante. Andiamo a scoprire di più. E quindi anche qui su Radio Chef ritorniamo come ogni giovedì con ospite Nicole Lazzari della Carinzia, consulente pubblicitaria presso Regional Media in Kärnten, si occupa del mercato italiano, del mercato sloveno, del mercato croato. Regional Media in Kärnten è un'agenzia editoriale nella bellissima regione Carinzia che pubblica tra le varie altre riviste anche il magazine di viaggi e enogastronomia Mein Sonntag. Oggi Nicole hai una sorpresa speciale per i nostri ascoltatori, quindi ti do il benvenuto perché sono davvero curiosa di andare a scoprire di più. Ciao Nicole, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti della Carinzia, a te e agli ascoltatori, grazie mille ancora per l'invito. Come forse ricorderete dai 2 programmi precedenti, la nostra rivista Mein Sonntag è interamente dedicata all'enogastronomia e ai viaggi nella regione dell'Alpe Adria.
Abbiamo sempre emozionanti storie di viaggio dall'Italia, dalla Slovenia, dalla Croazia e presentiamo anche specialità culinarie di questi paesi. Ma affinché anche gli italiani possano conoscere meglio la bella Carinzia e soprattutto il lago Vortersee, abbiamo preparato un grande concorso a premi per tutti gli ascoltatori proprio di Radio Chef. Mein Sonntag quindi mette in palio 2 buoni del valore di 200 euro ciascuno per il See Hotel Das Jo a Portschach am Wörthersee, a soli 15 minuti da Klagenfurt. In questo hotel potrete godervi la posizione idilliaca, la spiaggia privata dell'hotel, camere accoglienti, anche eventualmente con giardino per gli amanti dei cani, su richiesta, una fantastica area benessere con una vista panoramica a mozzafiato, lunghe escursioni in bicicletta e in zona e molto altro. I voucher possono essere riscattati per tutti i servizi alberghieri come alloggio, area benessere o ristorante interno Magnolia. Per partecipare è necessario visitare il sito www.main-zontag.at e partecipare al concorso rispondendo a una semplice domanda. E allora non vi resta altro che tentare la fortuna nel nostro sito web e preparare le valigie per il vostro prossimo viaggio in Carinzia, direi. Non perdete i nostri suggerimenti per eventi, escursioni e notizie in Carinzia nella regione dell'Alpe Adria sul nostro sito web www.main-zontag.at e mi raccomando Zontag sempre con 2N. Grazie a tutti di nuovo e buona giornata. Nicole, ci hai lasciato veramente senza parole. Grazie a Nicole Lazzari per essere stata con noi. Andate a tentare quindi la fortuna, amici di Radio Chef, perché potreste veramente uscirne molto rilassati da come ce l'ha raccontata anche Nicole con questo viaggio, ovviamente sempre con Mein Sonntag in valigia insieme a voi. Colgo l'occasione per salutare anche tutti gli amici della Carinzia che ci hanno scritto per la pubblicità su Mein Sonntag, hanno visto Radio Chef e si sono appassionati anche loro ad arrivare nella nostra regione. Grazie ancora a Nicole Lazzari e ci risentiamo giovedì prossimo per nuove avventure insieme a Radio Chef Mein Sonntag. Grazie mille ancora. Un viaggio veramente favoloso quello di oggi a Radio Chef, tra eventi, curiosità e come detto anche motivi per tentare la fortuna e vivere la vicina Carinzia a 360 gradi. Per la nostra puntata di oggi è tutto, vi ricordo che ritorniamo domani alle 12:30 per raccontarvi e viaggiare ancora insieme nell'estate 2023. Potete scriverci le vostre ricette sul nostro sito radio.0.it nella sezione Radio Chef e continuare a seguirci anche sulle nostre pagine social. Se vi è piaciuta la puntata passate a lasciare anche un mi piace. Grazie per essere stati con noi amici e buona giornata e buon gusto a tutti su Radio Chef.